Una donna di origini cinesi che vive nell'Alta Padovana e che si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Madre Teresa di Schiavonia è risultata positiva al Covid-19. Aveva una leggera febbre e ha dichiarato di essere stata in contatto con un malato di coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo che ha fatto isolare la donna in un'area Covid dove le sono stati fatti il tampone e il test serologico, risultati entrambi positivi. Era da 2 settimane che non si registrava un caso di positività a Schiavonia, tuttavia le sue condizioni non erano tali da richiedere il ricovero e così la donna è stata posta in isolamento domiciliare a casa. Ora l'ULSS 6 ricostruirà i contatti della donna che ha deciso di presentarsi in ospedale dopo aver avuto un passaggio in auto da un uomo poi risultato positivo circa una settimana fa. La paziente vive nell'Alta Padovana e lavora in una fabbrica della provincia di Vicenza. Tutti negativi al Covid-19 invece nella casa di riposo Sereni Orizzonti di Bovolenta. Ospiti e personale sono risultati negativi ai test e quindi già dalle prossime ore riprenderanno le visite dei parenti che erano state sospese per precauzione in attesa dell'esito dei test sui 53 anziani e sul personale dell'istituto.